Non è stato facile, ma era l'occasione per riuscire a scuotere un pochino anche le coscienze, per riuscire a dare forza alle donne che magari in questo momento sono indecise, sono dubbiose se parlare, sono spaventate soprattutto e anche nel riuscire a far capire che forse tanti luoghi comuni non sono proprio corretti, no? Sfatare tutti quegli stereotipi che molto spesso ci circondano. Questo ha spinto la consigliera 52enne ex sindaco di Selva di Cadore Silvia Cestaro a raccontare davanti al Consiglio regionale nel giorno dell'istituzione dell'Osservatorio contro la violenza sulle donne la sua personale scioccante esperienza vissuta a 15 anni. È difficile dirlo, ma io questa cosa l'ho vissuta di persona quando ero una ragazza. Scusate. Quindi so cosa vuol dire la violenza. Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino e ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti. Una confessione che ammutolisce l'aula e con uno scopo ben preciso, frutto di un'attenta riflessione. Quasi un atto dovuto, dice Cestaro, per chi ha paura o ancor peggio si sente in colpa nel subire violenza e non ha coraggio di denunciare proprio come accadde a lei. Erano altri tempi, io avevo 15 anni, insomma era un periodo completamente diverso, era un periodo in cui tante cose erano considerate lecite, lo stesso reato di violenza sessuale non era come è gestito adesso e come con gli stessi tipi di condanna che abbiamo ora, ma anche il fatto di dover affrontare poi tutta quanta un mondo mediatico che non è sensibile come quello di adesso, cioè, non dimentichiamoci che la donna comunque veniva sempre colpevolizzata, non veniva quasi mai creduta. Le stesse forze dell'ordine hanno fatto un'evoluzione importantissima in questi anni proprio nell'approccio, bisogna far cadere tutti quegli stereotipi che ci fanno pensare che l'orco sia no, lo sconosciuto, la persona non meglio identificata, molto spesso invece è proprio chi ci sta vicino. C'è ancora strada da fare però, evidenzia Cestaro, nel commentare la dichiarazione del collega Valdegamberi durante l'istituzione dell'osservatorio, definito roba che puzza di ideologia, mentre le colleghe abbandonavano l'aula. Dispiace che si banalizzi tutto, che si faccia tutto quanto al minimo comune denominatore. La violenza contro le donne c'è, va detto, va urlato a piena voce, per cui queste cose vanno dette, piaccia o non piaccia.